È morto per le ustioni provocate da un tizzone della stufa che ha bruciato i suoi vestiti. La tragedia sarebbe avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì a Lozzo a Testino, ma solo in mattinata è stato scoperto il corpo senza vita di Ferruccio Tecchiato, 61enne molto conosciuto nel piccolo comune dei Colli Ugani per le sue attività di beneficenza. I carabinieri intervenuti sul posto stanno ricostruendo la dinamica. Il 61enne è stato trovato a terra tra il divano e la stufa a legna che usava per riscaldare la casa. I vestiti bruciati, un tizzone ardente ha mandato in fiamme gli indumenti e forse in un tentativo di salvarsi l'uomo è caduto a terra. Ferruccio Tecchiato era molto stimato a Lozzo a Testino, dove spesso organizzava cene per raccogliere fondi per la scuola o la parrocchia e in diverse occasioni di emergenza, come ricorda al telefono il fratello Silvano. Mio fratello era molto molto impegnato quando c'era qualcosa dal terremoto successo in Emilia, abbiamo fatto cene, raccolte, adesso siamo andati là, acquistato dei banchi, siamo stati ad Arquata del terremoto che è successo che è successo lì, anche lì abbiamo raccolto fondi, siamo stati su, eccetera. Qualsiasi iniziativa per le scuole, qualsiasi altra iniziativa che c'era bisogno, lui era sempre in prima linea, si impegnava, ci credeva, ecco, ci dava il massimo. Una morte che lascia attonito il paese di Lozzo. Come sindaco ho perso un amico, un volontario che quando poteva aiutava la comunità con l'organizzazione di pranzi sociali e gite per raccogliere fondi soprattutto per i bambini della scuola, ci ha detto il primo cittadino Fabio Ruffin, che ricorda con grande affetto il 61enne. Ferruccio Tecchiato lascia 3 figli, fratelli e l'anziana madre che abita nella casa vicino. Le fiamme che hanno provocato la sua morte non si sono propagate oltre il salotto e così nessuno dei vicini ha notato l'incendio. Nei prossimi giorni verrà decisa la data dei funerali.